Massimo Zen libero subito. La voce si alza forte e chiara da Nanto, dove 10 anni fa Graziano Stacchio sparò un colpo di fucile per mettere in fuga i banditi durante una rapina ed uccise uno di loro. Insieme ora chiedono la grazia per Massimo Zen, il vigilante di Cittadella che il 22 aprile del 2017 sparò ferendo a morte a Barcon di Vedelago il giostraio Manuel Maior, 36 anni, che stava fuggendo in auto dopo aver realizzato una serie di colpi ai bancomat della Marca. Dobbiamo capire che di fronte a determinati crimini non dobbiamo girarci dall'altra parte, perché se no lasciamo vinta ai criminali, ed è un po' quello che sta succedendo in questi anni. Quindi per me la domanda di grazia è rilanciare il fatto che la sicurezza è importante, ci devono essere le persone che possono e devono intervenire, non devono essere consigliate di voltarsi dall'altra parte. Grazia per Massimo Zen, che ora si trova in carcere. Lo chiede la compagna del 52enne, che spiega quanto accaduto quel giorno. Lui era in pericolo, lo volevano travolgere. Hanno detto lo volevamo tirare giù come un birillo, quindi non era una sensazione solo, era una realtà. E lui ha percepito che il passeggero ha tirato fuori il braccio e avesse un'arma e gli stava sparando, quindi lui ha sparato sulla macchina, sul cofano. Che poi accidentalmente un proiettile si sia frammentato e una semplice scheggia abbia colpito il vetro, non il proiettile intero, una scheggia, quindi non è, se uno vuole veramente avere la volontarietà di uccidere, non penso che colpisca di rimbalzo. Ma la Corte di Cassazione ha contestato l'omicidio volontario, confermando la condanna a 9 anni e 6 mesi, respinto il ricorso della difesa che puntava sulla tesi della legittima difesa. Fra i promotori della richiesta di grazia per Massimo Zen, Gio Formaggio di Fratelli d'Italia, che si è battuto per Stacchio ed ora è in prima fila per sostenere Zen. Adesso il nostro amico, il nostro vicino di casa, Massimo Zen, deve tornare libero. Il grido che si deve alzare è: Massimo Zen libero subito, perché lo vuole il popolo. Massimo Zen ha fatto la stessa cosa che 10 anni fa ha fatto Graziano Stacchio ed è in carcere ingiustamente. Per il popolo è in carcere ingiustamente.